figlia è prudente alla guida, non so cosa sia successo, forse ha sterzato per evitare un'auto o un animale. Parla il papà della 29enne di Carbonera schiantatasi contro un albero ieri sera a Villorba. Spero nel miracolo per la mia amata Silvia. Domattina in Perù i funerali del missionario trevigiano morto a 48 anni in un tragico incidente stradale, precipitato per 300 metri in un burrone. Intanto i salesiani sudamericani gli hanno dedicato un commovente saluto su Facebook. Mentre continua la pesante conta dei danni per il maltempo di martedì sera, nuova allerta meteo per domani, previste ancora nubifragi, vento e grandine dalla pedemontana alla pianura. Operaio 60enne di Pieve di Soligo, colto da malore mentre è al lavoro in un'azienda di Sernaglia della Battaglia. L'allarme dei colleghi e la corsa in ospedale è grave. Archiviato il grande successo del Giro d'Italia, il Comune di Treviso già rilancia da giugno a luglio un grande evento internazionale dedicato al rugby. Lavoratori CTV in rivolta accusano l'azienda di voler sopprimere 3 linee e darli in appalto a MOM. Il presidente della mobilità trevigiana dice tutto ancora da decidere. Gli studenti di 3 istituti trevigiani hanno progettato un parco inclusivo a carattere storico-artistico a Casugana, l'esposizione dei lavori dei ragazzi. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso si apre con la cronaca del tremendo schianto avvenuto ieri sera a Villorba, una 29enne alla guida dell'auto che si è schiantata, una 29enne di Carbonera che si è schiantata contro un albero, dicevamo, a Villorba, ragazza che lotta tra la vita e la morte. Stamane sul luogo dell'incidente c'era anche il papà insieme al fidanzato della giovane. Sentiamo le sue parole. Non riesco a capire come possa essere successo, perché la conosco mia figlia, la mia amata Silvia. Non riesco a capire, comunque speriamo bene, speriamo che ci sia un miracolo. Non riesco a capacitarmi come possa essere successo, perché torno a ripetere, la conosco benissimo mia figlia, una ragazza modello. Ne ho 2 figlie, ma tutte e 2 modello ragazze. La voce rotta dalle lacrime, fatica ancora a credere a quanto accaduto alla sua Silvia, alla figlia, ora ricoverata in terapia intensiva al Cafoncello dopo il drammatico incidente di ieri sera. Il padre della 29enne, uscita di strada lungo via Capitello ai confini tra Carbonera e Villorba, questa mattina si è recato sul luogo dello schianto insieme al fidanzato della ragazza. Gli occhi rossi, in mano il cellulare, in attesa di notizie dall'ospedale. Nella notte è stata sottoposta ad un lungo intervento chirurgico. Ieri sera, intorno alle 19:30, stava rientrando a casa Carbonera. Aveva recuperato l'auto alla stazione di Lancenigo, dove era arrivata con il treno di rientro da San Bendemiano, dove lavora nella locale sede della Coldiretti. Da una prima ricostruzione dei carabinieri che stanno conducendo le indagini, la 29enne avrebbe perso il controllo dell'auto finendo fuori strada, prima contro questo platano, poi ribaltandosi nel fossato. I primi ad intervenire alcuni residenti che raccontano di aver sentito il rumore di una frenata e poi un boato. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del SUEM che hanno rianimato Silvia prima di trasportarla in ospedale. Tra i familiari il dubbio che la ragazza possa aver sterzato all'improvviso per evitare un altro veicolo o forse un animale. Nella zona non ci sono telecamere, ma potrebbero aiutare nella ricostruzione quelle collocate nelle vie limitrofe. Il cellulare era nella borsa, aveva la cintura di sicurezza allacciata. Mia figlia era molto prudente alla guida. Non capisco cosa possa essere successo, continua a ripetere il papà. Ora però la cosa più importante è che Silvia vinca la sua battaglia e possa uscire dalla rianimazione. E il padre, guardando il fidanzato della figlia, ci dice lui e il suo futuro marito. Il 3 settembre devono sposarsi. C'è un matrimonio, speriamo, ma intanto pensiamo alla salute, che vada bene, per il resto si può rimandare. E domattina in Perù i funerali del missionario trevigiano di Loria, morto a soli 48 anni in un tragico incidente stradale. Intanto è emerso dai media locali come il sacerdote sia precipitato per 300 metri in un burrone alla guida di un furgone. I salesiani nel frattempo, i salesiani sudamericani, gli hanno dedicato un commovente saluto su Facebook. Cuando llegué a Perú, me sorprendió el cariño, la devoción muy bonita que aquí el pueblo peruano tiene a la Virgen María. Grazie per il tuo lavoro, padre David, ti ricorderemo sempre. I suoi ragazzi, la sua comunità lo hanno voluto omaggiare così, con un video emozionante postato sulla pagina Facebook dei Salesiani del Perù.
Il dolore è ancora forte per la scomparsa di Don David Facchinello, il missionario di 48 anni originario di Loria, in Perù dal 2017, che ha perso la vita in un incidente stradale poco lontano da Cuzco. Il sacerdote, diretto all'aeroporto per raggiungere Lima e prendere parte all'apertura del capitolo ispettoriale, stando alle ricostruzioni dei media locali, era alla guida di un furgone nella tarda serata di martedì, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo, precipitando in un burrone per circa 300 metri. Le immagini del recupero del veicolo testimoniano gli effetti del tremendo impatto. Con lui un passeggero che, pur ferito gravemente, si è salvato per miracolo. Un doppio filo di dolore lega il paese sudamericano e Loria in queste ore di lutto per la sua tragica morte. Domani a Cuzco alle 10:30, ora peruviana, verranno celebrati i funerali. In contemporanea, saranno le 17:30 in Italia, verrà recitato il rosario presso la cappella dell'Istituto Salesiano Sardagna a Castello di Godego. Un momento di preghiere in attesa delle esequie a Loria che verranno annunciate appena sarà possibile sapere una data certa. Quasi 20 anni di sacerdozio, Don David era conosciuto e amato tanto nella sua terra d'origine quanto in quella in cui operava con straordinaria dedizione. Un'esperienza che gli aveva insegnato la gioia di un popolo e la sua incrollabile fede, la stessa alla quale si aggrapperanno per dargli l'ultimo saluto tra le lacrime. De alguna manera me ha ayudado también a mí, como es mi devoción a la Virgen María. Tengo este cariño a la Virgen María Auxiliadora. Mentre continua la pesante conta dei danni per il maltempo che ha flagellato la Marca martedì sera, scatta una nuova allerta meteo da parte del centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto. Domani infatti si prevede un tempo instabile con probabili rovesci e temporali sparsi già dal primo mattino sulla pianura e dalle ore centrali su zone montane e pedemontane. Non si escludono inoltre locali fenomeni intensi come forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento. Rinforzi di bora tratti anche forte su coste e pianura limitrofa fino alla prima parte della domenica. Lasciamo la cronaca, ci torneremo fra poco, ma torniamo a parlare di Treviso, della Treviso dopo il grande successo del Giro d'Italia. Casugana rilancia subito, da giugno a luglio infatti si sta organizzando un grande evento internazionale dedicato stavolta al rugby. Ci sarà un torneo internazionale di rugby che anche in questo caso accenderà i riflettori internazionali sulla città di Treviso. Quando più o meno? Nel mese tra giugno e luglio ci sarà questo grandissimo evento e ne sentirete parlare. Non entra nei dettagli ma assicura un nuovo grande evento per la città. Mario Conte ha archiviato il successo della 18ª tappa del Giro che ha portato nel capoluogo oltre 30.000 visitatori. Resta tanta gioia ovviamente che io vedo negli occhi della mia comunità, che ha saputo accogliere davvero nel migliore dei modi la carovana rosa, gli sportivi, i campioni e anche tutti quei turisti che sono appassionati di ciclismo, che sono venuti in città, perché una delle cose che più mi ha colpito è stata proprio questa internazionalità anche dei tifosi che sono arrivati davvero da tutto il mondo. Tappa trevigiana che fa parte di un gran finale che parla rigorosamente veneto. Regista dell'operazione d'arresto è la stessa regione. Abbiamo il tappone dolomitico che è tutto nostro quest'anno con l'arrivo in Fedaia e poi infine voglio ricordare la grande cronometro con la conclusione del Giro all'Arena di Verona. Quindi la Valpolicella, il Prosecco, le Dolomiti, tutti i patrimoni dell'umanità. Luca Zai a questo punto rilancia: l'obiettivo dichiarato è soprattutto uno. Le Olimpiadi sono un obiettivo certo, visto e considerato che ci sono state aggiudicate, stiamo lavorando, ovviamente abbiamo avuto questi 2 anni di pandemia che non ci hanno aiutato, però si va avanti alla grande. Di fatto una ripartenza per il territorio, lo ha confermato il pubblico e lo ribadisce un'illustre trevigiana d'adozione. Io di ciclismo me ne intendo zero, ma sono qua per far felice mio figlio. Come la trovi questa Treviso? Beh, io sono innamorata di Treviso da sempre, è la mia piccola Parigi. Si ritorna fortunatamente a vivere, abbiamo tutti bisogno di un po' di leggerezza, finalmente di lasciarci andare, perché sono stati 2 anni difficili assolutamente per tutti, molto duri, e adesso abbiamo voglia di spettacolo, di arte, di sport e tutto ciò che ci può far sognare.
Strettamente legato alla ripartenza, al turismo e anche la mobilità, la viabilità. Parliamo adesso di viabilità tra Treviso e Venezia, perché ci sono i lavoratori ACTV in rivolta contro l'azienda di trasporto veneziana con l'accusa di voler sopprimere 3 linee e di darle in appalto a MOM, l'azienda trevigiana della mobilità. Il presidente Colladon però dice tutto è ancora da decidere. Sentiamo. L'azienda sul servizio automobilistico ha deciso di affidare la linea 8E, la 14E e la 9E alla MOM di Treviso, però tenendosi i contributi. Pesanti le accuse nei confronti di ACTV da parte del Sindacato Generale di Base, secondo il quale le citate linee, riferite rispettivamente alla tratta Treviso-Venezia confermata a Mestre, Piazzale Cialdini, quindi Casale, Quarto d'Altino, Marcon Mogliano e la linea extraurbana 9E, verrebbero soppresse per essere affidate all'azienda dei trasporti pubblici della provincia di Treviso a contributo zero, perché, dicono, la quota dei chilometri del Fondo Nazionale resterebbe nelle casse di AVM ACTV. E quindi privando un collegamento importante diretto Treviso-Venezia. Sindacato che, volendo chiedere chiarimenti anche al riguardo, si è visto annullare all'ultimo minuto il previsto incontro odierno delle 14.30 con i vertici aziendali CTV e AVM e procrastinato dagli stessi a mercoledì della prossima settimana, 1 giugno. MOM, nel frattempo, con il suo presidente Giacomo Colladon, rispedisce al mittente le accuse del previsto appalto. È ancora tutto in fase embrionale e da definirsi replica. Ma CTV, per problemi loro organizzativi, a seguito anche di indicazioni della città metropolitana, sta riorganizzando il suo servizio, come è giusto che sia che lo faccia un'azienda del trasporto pubblico, e ha fatto una proposta. La proposta è quella di interrompere il servizio a Mogliano. Ovviamente abbiamo fatto degli incontri tecnici con i tecnici di ACTV e la valutazione se interrompere o no, siamo ancora all'inizio a discutere, nel senso che l'ente deve essere interessato anche l'ente di governo di Treviso, che dovrà dire la sua. Lavoratori ACTV in mobilitazione con piloti, autisti e capitani che chiedono inoltre maggiori tutele, specie contro violenti e balordi, dopo l'ultima aggressione subita pochi giorni fa insieme alla tragedia che ha colpito il collega del porto. Veniamo tutti i giorni colpiti a parole e anche a livello fisico dalle persone che sono esasperate da un trasporto pubblico che non è idoneo a una città così numerosamente visitata come è Venezia. A proposito di MOM, una notizia di cronaca: c'è stato l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco per spegnere un incendio che ha interessato il motore di un pullman appunto della MOM che si trovava fermo in sosta a Castelfranco Veneto, all'incrocio tra via dei Faggi e via delle Querce. L'episodio alle 13.30, a rendersi conto di quanto stava accadendo è stato l'autista del mezzo che ha sentito l'odore di fumo acre provenire dall'esterno e ha subito chiesto agli studenti che si trovavano a bordo in procinto di partire di scendere dal mezzo. I giovani sono poi saliti a bordo di un mezzo sostitutivo. I disagi sono stati fortunatamente limitati, né feriti né intossicati in questo intervento, fortunatamente come sempre tempestivo dei Vigili del Fuoco. Intervento tempestivo del SUE, ma anche oggi intorno alle 12 per ricoverare in gravi condizioni all'ospedale Cafoncello l'operaio 60enne di Pieve di Soligo, colto da malora appunto questa mattina nella tarda mattinata mentre si trovava al lavoro in un'azienda di Sernaglia della Battaglia. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra. I primi a soccorrere i colleghi che hanno lanciato subito l'allarme sul posto. Come dicevamo, i sanitari del SUE, che dopo le prime cure lo hanno trasportato con l'elicottero all'ospedale di Treviso. Adesso parliamo di una vicenda che deve essere approfondita. C'è una inchiesta della Procura di Venezia. Si indaga per omicidio colposo dopo la morte di Enzo Stevanato, un 61enne di Martellago molto noto a Mogliano. Quello che sembrava un banale intervento per un polipo alla narice gli è stato fatale. Oggi anche l'autopsia. Nel caso di specie la lista di attesa, ahimè, era di oltre un anno. E questa lungaggine è anche un po' figlia del periodo post-Covid che stiamo vivendo tutti quanti, perché ovviamente ci sono tanti interventi che sono stati procrastinati a causa dell'emergenza sanitaria e ovviamente però gli interventi dopo si vanno ad accavallare l'uno con l'altro
È un effetto domino quello che avrebbe portato alla morte di Enzo Stevanato, 61 anni di Martellago, una vita in DeLonghi e una passione per la pesca portata avanti con il Lenza Club di Mogliano. A dicembre 2021 quella che sembrava una scoperta tutto sommato banale, un polipo alla narice, è in questo momento che viene inserito nella lista d'attesa dal reparto di otorino-laringoiatria di Milano, tempistica prevista per l'appunto 1 anno, con la raccomandazione di contattare il medico curante in caso di peggioramento che purtroppo c'è stato. Stevanato cerca di mettersi in contatto con il dottore, ma quest'ultimo è in ferie, il naso continua a sanguinare. Venerdì 13 maggio viene portato in pronto soccorso, ma rimandato a casa sempre in attesa del rientro di quel medico. Il giorno dopo, sabato, il copione si ripete alle 18, secondo accesso al nosocomio, ma non ci sono otorini. Stevanato ritorna al mattino di domenica, gli viene sostituito il tampone e anche qui viene rimandato a casa. Lunedì finalmente la visita in reparto, si decide di intervenire con il bisturi, ma con scarso successo. L'uomo viene ricoverato e martedì avvisa la sorella che ci sarebbe stato un nuovo intervento l'indomani. Mercoledì la donna si reca di persona in reparto e non lo trova in stanza. Le dicono che si trova in emodinamica per un esame e viene invitata a richiamare giovedì. Venerdì l'epilogo, il 61enne si trova nel suo letto, alle 9:40 chiama la sorella e le chiede di portargli un paio di ciabatte. Pochi minuti dopo il dramma, Enzo sta male e sono inutili tentativi di rianimarlo per 45 minuti. Alle 11:30 viene dichiarato il decesso. I familiari presentano un esposto ai carabinieri di Dolo chiedendo e ottenendo un'autopsia. L'esame è stato svolto nelle ultime ore, si presume una patologia di natura cardiocircolatoria, ma si devono attendere gli esami istologici per avere risposte certe. L'ipotesi di reato formulata dalla procura veneziana e al momento contro ignoti è omicidio colposo. Aveva solo 52 anni il noto chef di Tarzo, che è morto invece per una infezione che lo ha appunto stroncato nei giorni scorsi, e domani i funerali nella sua comunità. L'ultima visita nella sua Tarzo risale allo scorso novembre, quando era andato a trovare la madre. Adesso il ritorno in Italia è per l'addio al suo sorriso. Domani a Corbanesi i funerali di Michele Dal Coll, chef 52enne che da 30 anni si era trasferito in Germania, ad Hockenheim, vicino al circuito di Formula 1, sport del quale era molto appassionato. Lo scorso 27 marzo era stato ricoverato in ospedale dopo un malore che gli aveva causato un grave scompenso respiratorio. A stroncare il 52enne però sarebbe stata un'infezione virale che dopo 6 settimane di coma farmacologico lo ha visto soccombere, gettando nella disperazione i suoi familiari. Prima del malore dello scorso marzo il 52enne aveva avuto problemi cardiaci in passato, ma le sue condizioni sembravano buone prima della tragedia. La salma di Dal Coll è stata cremata in Germania. Domani alle 15 l'addio della comunità di Tarzo. Lasciamo la cronaca, parliamo di scuola e di posti di lavoro. Fermare l'emorragia di talenti, bloccare la dispersione scolastica e arginare il numero di giovani che non studiano e non lavorano. Sono gli obiettivi della proposta del Partito Democratico del Veneto di revisione dell'orientamento scolastico. Esperienze dirette fatte dagli studenti sia in ambito lavorativo che universitario, utilizzando lo strumento dell'apprendistato e la mobilità interregionale, ricalcando su scala nazionale il modello del programma europeo Erasmus. Il Partito Democratico Veneto lancia la sua proposta di orientamento attivo per rendere più efficace la scelta del percorso di studi e lavorativo dei ragazzi. Con questa proposta vogliamo fare in modo che nelle scuole, con le organizzazioni sindacali, con le organizzazioni datoriali, si possa giungere ad un'intesa che determini che se uno studente lo vuole può fare questo tipo di orientamento, non più passivo ma attivo. Una proposta, quella dell'orientamento attivo, che parte dalla situazione attuale, che vede le imprese venete alla ricerca di manodopera, ma spesso si scontrano con la mancanza di profili qualificati. Da qui la necessità di migliorare il percorso formativo dei giovani, un tema che il PD vuole discutere in Consiglio regionale. La nostra proposta è dunque quella di modificare, invertire la mentalità dei processi di formazione, che devono diventare attivi, dove cioè i ragazzi diventano il protagonista responsabile e consapevole di ciò che sarà il suo ingresso nel mondo del lavoro, perché siamo convinti che anche attraverso questa responsabilità passi una miglior possibilità di trovare occupazione e soprattutto la garanzia di trovare un lavoro migliore in termini di retribuzione e di garanzie di tutele. La proposta di orientamento attivo è rivolta anche al mondo universitario per arginare il numero crescente di giovani che non studiano e non lavorano. Anche qui pensiamo
ha moduli che si realizzano durante il quinquennio, dove il ragazzo comincia a respirare l'aria dell'università, verifica se la sua strada è quella giusta o se invece va cambiata. Pochi istanti di pubblicità e poi di nuovo le notizie da Treviso. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso. Ripartiamo dagli studenti di 3 istituti trevigiani che hanno progettato un parco inclusivo a carattere storico-artistico proprio a Treviso. 3 istituti, il Canova, l'Artistico e il Palladio, hanno unito le forze ed hanno realizzato un progetto inclusivo, ognuno con la propria specificità e competenza. Studenti che hanno realizzato un parco accessibile a tutti. Da 2 anni lavoriamo con loro, prima diffondendo una cultura dell'inclusione, quindi conoscendo di più le disabilità che non sono solo motorie, sono cognitive, sono sensoriali. I ragazzi hanno imparato cosa vuol dire muoversi in città con delle difficoltà e da lì è nata poi con la loro creatività la proposta di questa mostra. Il percorso è stato promosso dall'amministrazione comunale assieme al Disability Manager. I ragazzi prima hanno studiato i temi della disabilità, poi hanno sperimentato di persona cosa significhi spostarsi nei percorsi pedonali, simulando con dispositivi e ausili i diversi tipi di disabilità motoria e sensoriale. Tutte le opere possono essere viste, toccate sia da persone che camminano o anche in carrozzina, proprio grazie a un certo tipo di percorso, comunque a uno studio dell'area molto accurata e studiata per tutti. Un'esperienza concreta e positiva per gli studenti. Positiva perché ci ha permesso di coinvolgere i ragazzi in una progettazione di tipo partecipato e quindi essere protagonista nella costruzione di una città futura inclusiva. I giovani hanno studiato, lavorato e presto il progetto sarà realizzato. Queste 3 realtà, Geometri, Liceo Artistico e Liceo Classico, in multidisciplina abbiano amalgamato e fuso un progetto veramente interessante e coerente che sarà posto all'interno del più grande progetto che stiamo facendo noi per il recupero complessivo delle cinta muraria. Cambiamo approccio, precisa il sindaco Conte, non persone affette da disabilità ma persone con personalità. Credo che il cambio di paradigma nei confronti della disabilità stia anche nel smetterla di riservare dei posti a delle persone che hanno dei problemi. Io preferisco riservare dei posti, delle passerelle, delle opportunità a persone che invece hanno delle caratteristiche in più rispetto ai normodotati e per esempio una di queste caratteristiche potrebbe essere appunto la personalità. I progetti sono stati esposti a Casugana, la mostra dei lavori dei ragazzi sarà visitabile fino all'11 giugno. Una biciclettata alla scoperta delle bellezze dei 5 comuni bagnati dal Sile è quella organizzata nell'ambito del progetto Alto Sile. Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto alla Lega Italiana Fibrosi Cistica Veneto. La data da segnare sul calendario è domenica 19 giugno. L'evento è Alto Sile by Bike, una biciclettata per conoscere le bellezze dei 5 comuni, Vedelago, Morgano, Quinto, Istrana e Piombino Dese bagnati dal Sile. 3 circuiti da 15, 20 e 33 km che porteranno i partecipanti a toccare alcuni siti naturalistici e culturali come l'Oasi di Cervara, il Gran Bosco dei Fontanassi, la Rotonda di Badoere. 4 gli ingressi e i percorsi, un modo per accompagnare i ciclisti alla scoperta delle peculiarità dei 5 comuni. Dobbiamo offrire al turista le nostre eccellenze, dobbiamo farle conoscere e ciascuno deve metterci del proprio a livello quindi sia di attrattività dal punto di vista sportivo ma anche enogastronomico e unire anche il culturale. Si tratta del primo evento che rientra nel più ampio progetto di marchio d'area Alto Sile che ha visto il comune di Morgano capofila con il successivo coinvolgimento degli altri territori bagnati dal Sile, con l'obiettivo di promuovere il turismo in quest'area che attraversa le province di Treviso e Padova. Per dare appunto lustro, per dare operatività soprattutto alla nostra progettualità di promozione territoriale. Ci auspichiamo che la partecipazione sia numerosa e che tutti i cittadini, non solo ma anche dei territori limitrofi, vengano a trovarci e vengano a percorrere i nostri bellissimi territori. Fondamentale in questa avventura è il gioco di squadra tra tutte le amministrazioni coinvolte. L'idea è quella di insieme portare avanti un progetto che possa avere una ricaduta in tutti i 5 comuni, però con magari un po' meno sforzo, perché chiaramente da soli si fa quel che si può.
Oltre 1 migliaio le persone attese per questo primo evento, soprattutto famiglie e naturalmente tanti bambini. È la prima iniziativa dopo questo periodo di pandemia ed è un modo di far conoscere il territorio del parco che molte volte non è conosciuto. È un modo per far avvicinare i ragazzi, i bambini già alla natura, che è fondamentale nel nostro sistema di vita. A Salgareda la prima edizione di Inesauribili Bisbigli, 4 giorni di musica e parole. È iniziato il conto alla rovescia per l'atteso festival Inesauribili Bisbigli. Dal 9 al 12 giugno presso la Casa delle Fate a Salgareda la prima edizione sarà un matrimonio, raccontano gli organizzatori, di parole e musica. Lo spirito è quello di coniugare una proposta artistica, musicale con la parola, appunto, anche in omaggio a un luogo straordinario che è Casa delle Fate, un luogo che quando l'ho visto la prima volta mi sono subito innamorato, non tanto e non solo del posto, ma proprio dell'atmosfera che si respira. Io lo descrivo sempre come un luogo in cui il tempo si è fermato. Casetta delle Fate è stata l'ultima dimora di Goffredo Parise, scrittore, giornalista, poeta italiano, luogo suggestivo e ideale per parlare, raccontare, per ascoltare. Inesauribili Bisbigli è una parte di una poesia del poeta Luciano Cecchinel che sarà presente al festival e che ci ha ispirato un po' per tutta l'organizzazione del nostro festival. Racchiude in sé la voglia di raccontare la memoria e la possibilità di far rivivere i luoghi storici e lo faremo attraverso 5 artisti molto importanti. Cristiano Godano, Paolo Benvenu, Giulio Casale, Erika Boschiero e appunto Luciano Cecchinel con Le Ombre di Rosso. Il festival è stato presentato a Ponte di Piave nella Casa Museo di Goffredo Parise, presente anche il sindaco Paola Roma. Appuntamento il 9 giugno per la prima giornata a Salgareda. Abbiamo visto tra le prime notizie di questo telegiornale l'allerta meteo per le prossime ore con i nubifragi, la grandine previsti un po' in diverse aree del Veneto e anche della Marca. Allora, come ogni venerdì vediamo nel dettaglio le previsioni per domani, per domenica e anche per l'inizio della prossima settimana, come sempre con il generale Iannicelli. Un'area anticiclonica il cui centro è localizzato ancora sul nord Europa favorisce sul suo bordo orientale una discesa di aria fresca che investe le nostre zone. Vedete l'anticiclone sul nord Europa, sulle isole britanniche, favorisce sul suo bordo orientale una discesa di aria fresca proprio dai mari del nord e si formano linee di instabilità. È evidente proprio in questo caso, ecco, questo sistema perturbato, la coda, questo impulso di aria fredda darà effetti soprattutto sulle zone pedemontane, quindi con precipitazioni anche temporalesche, ma anche in pianura, perché la confluenza tra aria fresca e aria calda sarà evidente e inevitabile. Quindi più in dettaglio, ecco, per domani una nuvolosità intensa, a tratti molto intensa, un cielo coperto con qualche piovasco, naturalmente siamo ormai quasi in estate, quindi con qualche intervallo. Per domenica ancora una variabilità, però i fenomeni non dovrebbero esserci più. Intanto per questi 2 giorni, soprattutto per domani, i venti sono deboli dai quadranti orientali, ma con rinforzi anche intensi durante i temporali. Le temperature anche queste sono ballerine, le minime calano, 13-14 gradi, ma calano soprattutto per le prossime 48 ore le massime, ma già da lunedì tenderanno a crescere e a portarsi di nuovo nel corso della settimana 30-31 gradi. Quindi l'ondata di caldo, quindi questo caldo, quest'estate anticipata, continuerà. L'Alta Adriatica è previsto mosso o molto mosso. Adesso le notizie dal Bellunese. È stato un pomeriggio tragico lungo le strade appunto del Bellunese con la morte di 2 motociclisti tedeschi che appunto hanno perso la vita in 2 distinti incidenti avvenuti, uno a Cortina d'Ampezzo e uno a Vodo di Cadore, appunto entrambi nel Bellunese. Il primo schianto appunto è avvenuto a Fiames, si tratta di uno scontro tra una moto e un tir.
alle porte della località Ampezzana e ha costretto l'ANAS a interrompere la circolazione lungo la statale 51 Alemagna. Uno schianto appunto che ha visto vittima un motociclista tedesco di cui ancora non è stata resa nota, non sono state rese note le generalità. Il secondo, a poco tempo di distanza, il secondo schianto è avvenuto a Vodo di Cadore, anche in questo caso un motociclista tedesco che appunto ha perso la vita. In questo caso sappiamo che si tratta di un 21enne, ma ancora la dinamica è tutta da verificare. Fra poco vi faremo vedere anche le immagini di questi due incidenti. Prima però vediamo l'attesa per la tappa dolomitica di domani del Giro d'Italia. Fedaia chiuso da questa mattina in attesa dell'arrivo della corsa in rosa di domani pomeriggio. E allora ecco che chi non si vuole perdere il tappone alpino della edizione numero 105 del Giro d'Italia già da ieri sera si è accampato lungo gli ultimi e più spettacolari chilometri del percorso. L'anno scorso non sono passati, quest'anno speriamo che il tempo tenga e che tutto vada bene. Già sul Fedaia per il Giro d'Italia? Noi sì, siamo già da ieri sera. Cosa vi spinge a venire così tanto prima? La passione per il ciclismo. Come si fa a non venire a vedere il Giro d'Italia? Le montagne. Il resto è un po' mediocre, ma le montagne. Già sul Fedaia per il Giro? Sì. Qual è il bello? Tutto. Non necessariamente chi sul Fedaia arriverà in rosa, ma si può dire che certamente chi sul Fedaia indosserà la penultima maglia rosa sarà destinato il giorno dopo a raccogliere l'eredità del colombiano Egan Arley Bernal Gomez, trionfatore dell'edizione 2021. Il bello del vedere è il loro sforzo, vedere quanta passione hanno loro, quanta fatica fanno, e in un contesto meraviglioso che è queste montagne, queste salite, il verde. Si può venire quando si vuole, si può stare quanto si vuole e vedere i corridori che soffrono. Guardarli all'arrivo capisci veramente, vedi una vita del ciclista dagli occhi. Sguardo perso, smarrito, vuoto, senza energie, perché hanno dato tutto fino all'ultimo centimetro della linea del traguardo. E dal pomeriggio Belluno ha iniziato a respirare l'aria del Giro d'Italia, non da terra ma dall'alto. 4 paracadutisti di livello internazionale che stanno partecipando in questi giorni alla Dolomiti Cup, organizzata dalla società Paracadutismo Belluno, si sono offerti in uno spettacolo entusiasmante poco dopo le 15. Come vediamo nelle immagini, atterraggio in Piazza dei Martiri, salotto buono della città, per i campioni internazionali specializzati in lancio di precisione. Tutti con gli occhi al cielo per ammirare l'atterraggio di Giuseppe Tressoldi, che ha dispiegato il tricolore da quasi 180 metri quadrati, lo stesso tricolore portato dal cospetto del Presidente della Repubblica davanti all'Altare della Patria a Roma in occasione del 2 giugno 2021. I mezzi dell'organizzazione della tappa hanno iniziato l'allestimento della piazza, da dove domani alle 12 il Presidente Zaia sarà lo starter del tappone dolomitico. Stasera intanto ci sarà la notte rosa con negozi aperti, giochi, danze, cicchetti e musica dal vivo fino alle 23. Ovviamente quindi l'attesa per il grande evento di domani. 3 milioni di euro dal fondo dei comuni di confine per la realizzazione di 6 campi da calcio sintetici, l'annuncio stamane in provincia. Un investimento per i giovani che sono futuro e presente, 3 milioni di euro per realizzare 6 campi da calcio sintetici in altrettanti comuni della provincia: Lentiai, Agordo, Calalzo, Mugnai di Feltre, Sedico e Seren del Grappa. Un progetto nato un paio d'anni fa dal delegato assembleare della FIGC provinciale Enrico Collarin, che ha coinvolto società sportive e istituzioni in un lavoro di squadra ambizioso. È un investimento importante che guarda allo spirito olimpico, cioè dare delle infrastrutture importanti tutto l'anno a una provincia che sa il cuore dello sport. Passaggio importante è la creazione di un centro federale a Sedico, il cui progetto è già avanzato. Non si prevedono solamente dei campi, ma ci sarà della medicina sportiva, ci sarà dell'accoglienza, ci sarà un convitto. Quindi diventiamo attrattivi verso anche l'esterno, altre province, magari con dei cacciatori anche che provengono dall'estero. Lo sport per la crescita dei giovani, per assicurare loro un'opportunità dopo 2 anni di pandemia. Io credo che proprio la pragmaticità
della politica, che non sempre è pragmatica, ma la pragmaticità in questo caso di questa politica è veramente una speranza per il futuro dei ragazzi. I tempi di realizzazione dei campi saranno celeri, 90 giorni per l'approvazione delle opere. L'appello di Dario Bonda ai comuni: non perdete tempo. Un sogno non è così lontano di vedere già a ottobre a Sedico il campo sintetico. Torniamo a farvi vedere adesso le immagini del terribile doppio schianto, i 2 incidenti avvenuti nel pomeriggio lungo le strade del Bellunese, 2 le vittime, 2 motociclisti. Chiedo alla regia se facciamo vedere le immagini degli incidenti, se no le facciamo vedere dopo. Allora, parliamo di una scadenza imminente importante per chi ha un'area edificabile. Il 24 di giugno tutte le aree che sono edificabili attualmente nei piani regolatori vigenti e che sono soggette a piano di lottizzazione per poter essere sviluppate automaticamente decadono. In base alle previsioni della legge regionale 14 del 2017 è stato introdotto questo termine perentorio. Dunque attenzione, non solo a Belluno ma anche in qualunque altro comune. Scadono le previsioni del piano urbanistico attuativo. Per rinnovarle e non perdere il diritto a edificare, occorre chiedere in comune una conferma delle previsioni contenute nel piano regolatore vigente dalla fine degli anni 90 e poi pagare entro il 31 dicembre del corrente anno e di ogni anno successivo l'1% del valore ai fini IMU delle aree in oggetto. E quindi il Comune di Belluno ha predisposto uno specifico avviso pubblico in maniera da mettere sul chi va là e sull'attenzione tutti i proprietari di queste aree, al fine di potergli consentire la possibilità di presentare una domanda di proroga dell'edificabilità su quell'area. In chiusura allora vediamo alcune delle immagini relative ai 2 incidenti mortali che si sono verificati nel pomeriggio nel Bellunese. Lo ricordiamo, il primo è avvenuto in località Fiames, siamo alle porte della località ampezzana di Cortina d'Ampezzo, il secondo invece a Vodo di Cadore. Questo che vediamo è relativo all'incidente appunto di Vodo di Cadore, il 29enne tedesco che è finito appunto fuori strada nella boscaglia con la sua motocicletta. Questo invece è relativo allo scontro tra una moto e un camion appunto alle porte di Cortina d'Ampezzo. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Abbiamo assaporato giornate soleggiate e calde. Nel weekend cambia tutto. Un fronte freddo irromperà dal nord Europa, arriveranno temporali anche forti, vento e un brusco calo termico. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 28 maggio ci mostra una situazione variabile, sarà buono al mattino, poi nuvolosità in aumento, specie dal pomeriggio sono attesi rovesci un po' dappertutto. Attenzione a possibili fenomeni anche intensi e locali grandinate, venti moderati da nord-est. Temperature, come detto, in sensibile diminuzione, lo vedete, minime tra 12 e 15 gradi, massime invece comprese tra i 23 e i 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso piogge sparse e intermittenti, in genere moderate sulla zona montana e sulla costa, più deboli in pianura. Soffierà bora moderata forte nella notte a Trieste. Temperature minime sui 12-14 gradi, massime sui 24-25 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà parzialmente soleggiato al mattino, rovesci diffusi anche intensi temporali al pomeriggio e in serata. Temperature minime intorno ai 14 gradi, massime sui 27-29 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.
prodotti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.